nostro culto adorarti, il nostro culto della famiglia. Tu che sei arrivato qui in questa sera, vedo che c'è ancora gente che sta arrivando, ce n'è ancora gente che sta uscendo di casa per venire a questo adorarti. Tu che hai un cuore gioioso, un cuore allegre, complimenti tuo fratello, prendi la mano tuo fratello e dici a lui: benvenuto a casa del Signore. Alleluia, grazie a Dio, questo Dio meraviglioso. Alleluia, tutto l'onore, tutta la gloria sia a Lui. Alleluia. Cominciamo questo culto con una preghiera. Senhor, nosso Dio, nosso Padre, obrigado, Deus, obrigado, Pai, obrigado por se fazer presente em nossos corações, obrigado pela Tua presença maravilhosa aqui nessa noite, ó Deus. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder em nossos corações, Senhor. Libera a Tua glória em nossas vidas, ó Pai, para que possamos sair daqui nesta noite transformados, ó Pai. Para que possamos sair daqui nessa noite alegres, renovados, cheios da Tua unção, ó Deus. Senhor Deus, abençoa aquelas vidas, ó Pai, que estão ainda para chegar aqui nesta noite. Abençoa aqueles que estão aqui, Senhor. Eu não conheço o coração, eu não conheço as vidas que estão aqui, Pai, mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa liberar, ó Deus, a Tua glória em nossas vidas. Que o Senhor possa renovar os nossos corações, tirando toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que está estremecendo nossos corações. Aleluia. Move o Teu poder, move a Tua glória. Batiza-nos com fogo, com glória, Pai. Em nome do Teu Filho amado Yeshua. Em nome do Teu Filho amado Yeshua, Pai. Ah, Senhor, a Tua palavra diz: aonde está um ou dois, ali o Senhor está, ó Pai. E assim nós cremos, ó Deus. Nós cremos na transformação, nós cremos na transformação. Nós cremos, ó Pai, no poder da Tua palavra. Nós cremos na salvação, ó Deus. Em nome de Jesus, faça-se presente em nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus, faça-se presente em nosso meio, ó Deus. Em nome de Jesus, fatiamos no aplauso, Senhor. Tutto l'onore al nostro Signore Yeshua. Glorioso, noi cantiamo glorioso. Voglio sentire, noi gridiamo: Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò, glorioso. Tu regnerai per sempre e sempre, e tu vivrai. Il tuo amor sarà per sempre e sempre, non cambi mai. Griderò perché buono sei, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Griderò perché buono sei, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno
è come te. Griderò, griderò perché buono sei. Canterò, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, noi cantiamo glorioso. Noi gridiamo. Cristo ti loderà, il tuo nome innalzerò. Glorioso, nessuno è come te. Nessuno. Alleluia. Io non voglio Dichiariamo insieme. amare le cose di qui, Perché so perché so che c'è un posto che mi aspetta. Straniero io sono, straniero io sono, la mia casa è il cielo. Mio Gesù, vieni per la tua chiesa. Io so che presto arriverà e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore. Insieme agli angeli io canterò. Degno è l'agnello che si è donato. Tutti insieme egli viene. Chiara, io non voglio amare le cose di qui. Io non voglio amare le cose di qui, perché so che c'è un posto che mi aspetta. Straniero io sono, la mia casa è il cielo. Mio Gesù, vieni per la tua chiesa. Io so che presto arriverà e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore. Insieme agli angeli io canterò. Degno è l'agnello che si è donato. Egli viene. Tu sei Signore, il nostro Dio. Degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo, ora vieni, ora vieni. Tu sei Signore, il nostro Dio. Degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo, ora vieni, ora vieni. Tu sei Signore, il nostro Dio. Degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo, ora vieni, tutti insieme. Tu sei Signore, il nostro Dio. Degno tu sei di ricevere
chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore, insieme agli angeli io canterò, degno è l'agnello che si è donato, egli viene. Tutti Dichiara, insieme, tu sei Signore. Signore. Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere. Alza la tua voce. Tutta la lode noi dichiariamo, ora vieni, Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere. Ora vieni, tu sei Signore, il nostro Dio, degno, Lui è degno di ricevere tutta la lode. la lode, dichiariamo. Ora vieni tu, tu sei Signore, il nostro Dio, degno di tutta la lode. Noi dichiariamo, ora vieni. Io so che presto arrivo, con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Non ci sarà più tristezza e timore, insieme ero, degno è l'agnello che si è donato e diviene. Alleluia. Ti aspettiamo, Signore. Aspettiamo la tua promessa del ritorno. Aspettiamo, Signore. Vieni, trasformi i nostri cuori. Gloria, Signore. La tua Chiesa riunita, un solo popolo e un solo cuore. Aspettiamo la tua promessa. Posso sentire il tuo vento all'improvviso, lingue come fuoco, caderò sul popolo e che cadano adesso anche qui, all'improvviso, lingue come fuoco, caderò sul popolo e che cadano adesso anche qui. Il cielo si unirà alla terra, un nuovo sole si sentirà.
di Pentecoste, battezzaci con fuoco, bruci i nostri cuori, Signore, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono. 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 È come un vento che soffia e riempie tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come lingue di fuoco che si dividerono e se ne posò su qualcuno di loro. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come un vento impetuoso che soffia e riempie tutta la casa dove essi erano seduti. E gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria. Con fuoco e gloria. Con fuoco e gloria. battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria. Spirito Santo. Con fuoco e gloria, con fuoco e gloria. In un solo spirito, in una sola voce, in uno solo spirito, tutti insieme. Il fuoco scende sulla casa, il fuoco scende sulla chiesa, il fuoco scende e riempie il tempio, il fuoco scende e riempie tutta la casa. Battezzaci con il tuo fuoco, Spirito Santo, il fuoco che ci riaccendi, il fuoco che ci trasforma, il fuoco che ti brucia, ti brucia, ti brucia, finché non ci riusciamo a stare fermi, finché non riusciamo a stare fermi, finché non riusciamo a stare fermi. Crea in noi un movimento, Dio, crea in noi un movimento, Dio, crea in noi un movimento, Dio, crea in noi un movimento che riempia la tua casa, che riempia la tua casa, Dio, con fuoco, battezzaci. Con fuoco e gloria, con fuoco e
Espírito Santo. Santo Espírito de Dio, eu volevo che tu sedessi in questo momento. Alleluia. Alleluia. Spirito Santo di Dio, in questo momento, Padre, noi siamo davanti a Te, alla Tua presenza, Signore. Padre, io non ho niente da dare a questa chiesa, Padre, Tu lo sai, Tu mi conosci, Signore. Io non ho niente da me per dare a questa chiesa, Signore, ma il Tuo Spirito Santo, Signore, che abita in me e che abita in ognuno di loro, Signore. Signore, trasmetterà, Signore, la Tua parola questa sera alla Tua chiesa. Eu so que o Senhor ha una parola per ogni uno di loro, Signore. Eu so che o Senhor ha una parola per me questa sera, Padre. Quindi fluisci in mezzo a noi, fluisci nel mezzo della Tua Chiesa, Signore. Cominci a trasformare, Signore. Cominci ad agire e farci credere, Signore, in ciò che noi stiamo parlando e stiamo vivendo, Padre. Nel nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia. Glória a Dio. Alleluia. Io volevo farti una domanda. Noi abbiamo appena cantato una canzone potente adesso. Battezza-ti com il tuo fuoco e gloria. Battezza-ti com il tuo fuoco e gloria. Ma io volevo chiederti quanta importanza tu hai dato a queste parole quando cantavi. Quando tu cantavi queste parole, quanta importância tu davi a parole che uscivano dalla tua bocca. Quanta importância, non c'è bisogno di rispondere. Perché non sono solo canzoni. Sono cose che tu stai dichiarando. Esistono tante canzoni che noi dichiariamo trasformazioni per la nostra vita. E Dio guarisce tante persone tramite canzoni cantate. Noi già sentiamo testimonianze di persone che sono state guarite quando dichiaravano guarigioni sulla sua vita. E quando tu dichiari, quando tu canti, che le tue parole abbiano un valore, che le tue parole abbiano un potere quando esci, che tu non canti battezza-ti, battezza-ti, battezza-mi, Signore, perché io voglio vivere questo, perché io voglio sentire questo, perché io voglio sperimentare questo, perché io voglio vivere quello che hanno vissuto in Atti 2. È un tempo che noi non si parla più di questo, ma il Spirito Santo ancora agisce, ancora trasforma, ancora fa, ancora battezza. Lo Spirito Santo che era là in Atti degli Apostoli capitolo 2 è qui questa sera, è qui in questo luogo questa sera. Questa chiesa sta vivendo un tempo diverso. Non so se tu hai notato, non so se tu hai sentito. Oggi sono tante persone che non ci sono perché sono andati in ferie. Alcuni sono andati in Brasile, alcuni sono andati in ferie. Voi non siete andati perché senão non sarebbe rimasto nessuno. Ma ci andrete ancora, amém? 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 Dici amém per ricevere queste ferie di quest'estate adesso. Voi ci andrete ancora? Perché senão dobbiamo andare metà una volta, metà un'altra volta, perché senão non rimane nessuno in chiesa. E la chiesa sta vivendo un tempo diverso. Non so se avete notato, ma c'è un ambiente diverso. E Dio sta facendo qualcosa di diverso. Non so se avete notato, ma Dio lo sta facendo. Se noi non notiamo o notiamo, Dio lo sta facendo. Questa chiesa sta vivendo un tempo molto profetico. Questa chiesa sta vivendo un tempo molto dell'agire dello Spirito Santo. Questa chiesa sta vivendo molto un tempo in cui Dio ci parla e ci rivela dei sogni, in cui noi profetizziamo delle cose e questo succede. Questa chiesa sta vivendo un tempo di profetizzare quello che verrà e quello che vivrà. L'anno scorso, non so se l'anno scorso, eu ho fatto una riunione con il gruppo di Lodi. Ho detto l'obiettivo di quest'anno è che la chiesa canti.
non è neanche che noi cantiamo, è vero Gabi? E quest'anno noi sentiamo la voce della Chiesa che canta. Noi abbiamo dichiarato questo. Non era un obiettivo per noi, era un obiettivo per Dio. Noi vogliamo una Chiesa che canta. Noi vogliamo una Chiesa che adora. Noi vogliamo sentire la voce della Chiesa che canta più alto anche della nostra. Perché questo è il nostro compito, fare con che la Chiesa canti. E noi sentiamo la Chiesa che sta cantando, perché noi abbiamo dichiarato. E Dio ti sta facendo vivere quello che noi dichiariamo. E cos'è che tu stai dichiarando? Dio ti sta facendo vivere quello che noi dichiariamo. La domanda è: cos'è che stai dichiarando? Cos'è che tu stai dichiarando? Eu voglio leggere con voi Ezechiele capitolo 37. Quando Enrico mi chiede di predicare, io sempre chiedo a Dio. Io ci metto almeno 3-4 mesi per predicare. Io sempre chiedo a Dio: Dio, è il momento che io devo predicare oggi? È il momento che tu vai parlare con la tua chiesa? E questa settimana io veramente non sapevo. E Enrico ha detto: già, settimana scorsa, settimana questa tu predichi. E io ho cominciato a pregare, Signore, è della tua volontà? Signore, tu vai usarmi per parlare con la tua chiesa, Signore? E ho cominciato, sai quella cosa, a fare delle prove con Dio. Dio, se succede questo. E martedì eu ho detto: Signore, io chiederò, parlando nella mia mente, Signore, io chiederò a Eto di scegliere le canzoni. Se Eto non sceglie neanche una canzone che io devo cantare da sola, Eto non sapeva di questo, io devo predicare. Mercoledì sera Eto ha mandato le canzoni, ho cominciato a tremare, ho cominciato a fare un'altra prova con Dio e Dio mi ha detto: tu hai già fatto una prova, io ti ho già risposto, adesso obbedienza. Quindi io sono qua, sempre ho paura. Come dice il nostro fratello Gilson, non si abitua mai ad essere qua, perché è una responsabilità troppo grande. È una responsabilità troppo grande essere davanti a una chiesa. È una responsabilità troppo grande ministrare una chiesa, non si abitua mai. Ma io sono qua per obbedienza. Sono qua per obbedienza al mio Dio. Amém? Ezequiele capítulo 37. Aleluia. Dice così: la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa. Mi fece passare presso di essi tutti attorno. Ecco, erano numerosissimi sulla superficie della valle e erano anche molto secchi. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa potevano rivivere? Eu voglio fare una pausa qui, per favore. Lascia questo versetto. Dio ha detto a Ezechiele, che era un profeta, gli ha portato a una valle di ossa secca, a un posto bruttissimo. Se tu vai a cercare una foto che loro immaginano di questo, vedrai che era un luogo di morte, un luogo di cadavere, ossa. Non c'era neanche carne, non era neanche un corpo, più erano le ossa proprio. Dio ha portato Ezechiele in questo luogo e gli ha chiesto: figlio dell'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? Dio ha portato Ezechiele in un luogo terribile, in un luogo in cui ognuno di noi avrebbe detto: guarda, cioè, io ho già visto miracoli. Gesù ha fatto risuscitare Lazzaro, ma ossa, una valle di ossa secche che tornano a vivere, non lo so, Dio. Non lo so, Dio. Ma questa parola, questa visione che Dio ha dato ad Ezechiele era perché lui potrebbe vedere come era Israele in quel tempo e cosa Dio potrebbe fare. Dio ha fatto vedere la peggior situazione possibile che loro stavano vivendo, potrebbero vivere e potrebbero avere in quel momento. E Dio fa una domanda a Ezechiele: Ezechiele, queste ossa possono rivivere? E io voglio farti una domanda questa sera.
Eu voglio farti una domanda questa sera. Cos'è che tu stai vivendo? Qual è la situazione che tu stai vivendo? Qual è il vale che tu sei? Qual è la difficoltà che tu hai? È peggiore di una valle di ossa secche? È peggiore di una situazione così? È peggiore di questa visione che Dio ha fatto Ezechiele vedere? E non penso. Allora io ti faccio una domanda questa sera. Figlio dell'uomo, può Dio agire nella tua situazione questa sera? Ti faccio una domanda, figlio dell'uomo, può Dio agire nella tua situazione questa sera? Figlio dell'uomo, può Dio salvare un matrimonio che è mai perso? Figlio dell'uomo, può Dio restituire una famiglia di nuovo, rifare una famiglia che è ormai distrutta? Figlio dell'uomo, può Dio salvare un ragazzo, una ragazza che è immerso nelle droghe? Figlio dell'uomo, cos'è che può fare il tuo Dio? Dio ha fatto vedere una valle di ossa secca, non c'è niente peggiore di questo, ma Dio ha chiesto, figlio dell'uomo, può far rivivere queste ossa? E Dio ti mette la tua situazione davanti a te in questo momento. Dio ti mette la tua situazione. Può Dio farlo? Questo? La mia domanda è questa. Può Dio farlo questo? Può Dio agire? Se tu vuoi comprare una casa e tu non pensi che sia impossibile. Se tu guardi e dici, wow, è troppo lontano dai miei sogni. Io ti chiedo, può Dio farti questo miracolo nella tua vita? Può Dio restaurare una vita di una persona che ormai tutti lo giudicano persi? Questa è la domanda che Dio ci fa questa sera. Continuiamo, per favore. E io gli risposi, fanno un po' indietro, per favore. E io gli risposi, Signore Dio, tu lo sai. Ele mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secca, ascoltate la parola del Signore. La domanda prima era, Dio può fare quello che tu pensi che sia impossibile? Dio può agire nella situazione che tu pensi che sia ormai finita? Dio può restituire una casa, una famiglia? Dio può riportare il tuo figlio dentro questa chiesa? Dio può riportare il tuo marito dentro questa chiesa? Dio può riportare la tua mamma e il tuo papà? Dio può riportare? Forse tu dici, non lo so, Signore, tu lo sai. Allora la risposta di Dio è, profetizza questo. Comincia a profetizzare questo. Comincia a dichiarare questo. Comincia a dichiarare quello che tu vedrai nella tua casa, nella tua famiglia. Comincia a dichiarare la restaurazione del tuo matrimonio. Comincia a dichiarare la restaurazione dei tuoi figli. Comincia a dichiarare quello che tu vedrai tra 5, 6, 7 anni, un anno, un mese. Comincia a dichiarare, comincia a profetizzare. Figlio dell'uomo, comincia a profetizzare. Noi stiamo dicendo che noi stiamo vivendo quello che noi stiamo profetizzando in questo tempo. E sì, Dio sta criando collegamenti dal cielo. Dio sta facendo e Dio sta ministrando, non tramite una persona che mi chiama là del Brasile, tramite la chiesa del Signore. Dio sta parlando tramite la chiesa del Signore. E le risposte molte delle volte vengono dalla chiesa del Signore al nostro orecchio. Perché Dio sta agindo nel soprannaturale. E se tu non stai vivendo, se tu non stai sentendo, comincia a profetizzare e dire, Dio, io voglio vivere questo. Io voglio vivere questo nella mia vita. Io voglio vivere questo nella mia chiesa. Quali sono le parole che tu stai dichiarando oggi? Quali sono le parole che tu stai dichiarando oggi? Cosa vedono i tuoi figli? Le tue dichiarazioni dei tuoi figli, cosa sono? Nella tua casa? Cosa sono le dichiarazioni che i tuoi figli vedono? Se la tua parola ha un potere, se tu sei scelto del Signore, e se Dio ti ha scelto per questo tempo, quali sono le profezie che tu stai depositando su questo tempo? Quali sono le profezie che tu stai depositando in questa chiesa? Dio, eu vorrei che cambiasse tanto, ma eu vou profetizo, Signore.
Io profetizzo su questa chiesa, io profetizzo su questa chiesa, io profetizzo su questa chiesa ravvivamento, ravvedimento. Io profetizzo su questa chiesa la tua unzione che scenderà e prenderà anche i bambini di questa chiesa. Io profetizzo su questa chiesa. Cos'è che stai profetizzando oggi? Cos'è che i tuoi figli stanno vedendo? Perché un ambiente profetico viene creato. Perché noi non possiamo solo parlare, ma noi dobbiamo creare un ambiente. Noi dobbiamo creare un ambiente dentro la nostra casa, dove i nostri figli vedono quello che noi stiamo profetizzando. Allora cos'è che profetizzi? Se tu parli male della chiesa, i tuoi figli non verranno alla chiesa. Perché tu stai profetizzando qualcosa contro la chiesa dentro la tua casa. Se tu parli male della chiesa, i tuoi figli prenderanno odio della chiesa e appena potranno sceglieranno di non venire in chiesa. Ma se tu dici: famiglia, preghiamo per la nostra chiesa in questo momento, la nostra chiesa ha bisogno di cambiare qua, la nostra chiesa ha bisogno di essere trasformata, perché noi abbiamo bisogno, noi non siamo perfetti, la chiesa del Signore non è mai perfetta. E la chiesa del Signore è fatta da te e me, e nessuno dei due siamo perfetti, nessuno. E quindi oggi Dio ti sta chiamando a profetizzare sulla nostra chiesa. Cos'è che tu stai profetizzando su questa chiesa? Cos'è che i tuoi figli stanno vedendo che tu stai profetizzando su questa casa? Cos'è che i tuoi figli stanno vedendo? Quante volte i tuoi figli vedono che tu ti inginocchi a pregare? Ti immagini quando tu ti inginocchi per pregare e i tuoi figli arrivano e vedono che tu stai pregando per loro? Questo segnerà la loro mente per sempre. Questo segnerà la loro mente per sempre, e tu comincerai a creare un ambiente profetico nella tua casa. I tuoi figli si inginocchieranno alla presenza del Signore e cominceranno a pregare per te. I tuoi figli cominceranno a dichiarare sulla tua casa e sulla tua famiglia. I tuoi figli cominceranno ad agire, perché è un ambiente profetico che noi dobbiamo creare. Non c'entra che noi vediamo nella chiesa e dici: pastore, chiamami, pastore, trasforma la mia casa. Ci sei tu dentro la tua casa. Lo Spirito Santo dice: guarda la tua bocca, cos'è che profetizzi? I tuoi figli sentono parolaccia. Cos'è che sentono i tuoi figli da te? Che cosa stai profetizzando? Che cosa stai profetizzando sulla loro vita? Che cos'è che stai profetizzando? Oggi noi troviamo una scusa davanti a Dio: Signore, ma io ho fatto tutto bene. Io ho portato in chiesa tutta la vita, ma che cosa succede? Perché mio figlio non vuole venire in chiesa? Perché l'ambiente della tua casa era un ambiente in cui noi parlavamo che davanti ai nostri figli quello che non eravamo soddisfatti, invece di profetizzare sulla vita dei nostri figli, sulla nostra chiesa, sulla nostra casa, sulla nostra famiglia. È da lì che comincia, è da qua che comincia. Può Dio trasformare, può Dio trasformare, può Dio fare, ma cosa stiamo profetizzando? Cos'è che stiamo profetizzando? Questa settimana stiamo facendo la preghiera la mattina e Dio mi sta ministrando tanto nel cuore. Dio sta ministrando tanto nel mio cuore tramite la vita delle altre sorelle. E quando io stavo facendo questa predicazione, il Signore mi ha fatto venire in mente quello che hanno ministrato le sorelle durante la settimana. La missionaria Sandra ha ministrato su quella ragazza in Prima Re, Seconda Re, capitolo 5, versetto 2. Puoi mettere per me, per favore, Giacomo? Lei era... Io voglio leggere questo versetto con te. Alcune bande di Siri, in una delle loro escursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naamà. Lascia ancora lì. Aveva portato prigioniera. La sorella Sandra ha parlato di questo, che aveva portato prigioniera. E che cosa ha fatto questa ragazza in mezzo al dolore?
Poi se tu mi guardi e dici così, ma tu non sai cosa sto passando? Tutti noi passiamo. Tu non sai come io sono qua in questo pulpito. Io non so come tu sei lì seduto. Ma il Signore ci chiede a me e chiede a te, posso io fare qualcosa nella tua valle di ossa secche questa sera? Posso io trasformare la tua valle? Non è il nostro dolore, non è il dolore che questa bambina aveva, perché non è venuta a fare una passeggiata, non è venuta a passeggio, non è venuta in spiaggia, non è venuta in ferie e ha interrotto le sue ferie per ministrare, per portare guarigione alla casa. No, è venuta prigioniera, ma il suo dolore non l'ha fermata. Il suo dolore non l'ha fermata. Hoje Dio ti dice, comincia a profetizzare, anche se tu hai il dolore. Comincia a profetizzare dentro della tua casa. Lei ha portato una soluzione dentro quella casa. Anche se era venuta prigioniera, non era venuta per passeggiare, non era venuta per dare un saluto a un parente, era venuta prigioniera, ma il dolore non ha trasformato lei. O Spirito Santo, che lo Spirito Santo possa farci sapere e capire che non è il nostro dolore che può fermarci. Noi non dobbiamo profetizzare dolore dentro la nostra casa, perché noi stiamo sentendo dolore. Noi non dobbiamo continuare a profetizzare lamentele dentro da nostra casa. Se noi ci siamo sentiti offesi, noi non dobbiamo continuare a profetizzare murmurazioni dentro da nostra casa. Se noi non ci siamo sentiti capiti. Ma porta guarigione dentro la tua casa. Porta guarigione dentro la tua casa. Ti sei sentito offeso? Porta guarigione. Comincia a ministrare parole di vita eterna dentro la tua casa. E la tua famiglia, la tua casa saranno trasformate. Io voglio parlare con adolescenti della casa del Signore. Siamo pochi oggi. Non pensate che vi lascerò portare questa parola e dire è la colpa della mia mamma, è la colpa del mio papà. No. Stiamo parlando questa settimana che i discepoli che Gesù ha scelto avevano meno di 20 anni. I discepoli che Gesù ha scelto avevano meno di 20 anni. E oggi noi sentiamo, lascia loro perché sono ragazzi. No. Dio ti ha chiamato per essere una potenza nelle mani del Signore. Dio ti ha chiamato per rialzare altri giovani nella tua scuola. Stanno dicendo una bugia sulla vostra vita. Stanno ministrando una bugia sulla vostra vita, dicendo siete ancora giovani. No, siete pieni della potenza dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo ha scelto voi come ha scelto me. E noi vogliamo profetizzare sulla vostra vita che voi sarete pieni dello Spirito Santo e che la parola di Dio sarà trasmessa tramite la vostra vita. La parola della verità, dell'Evangelo di Cristo sarà trasmessa tramite la tua vita. Stanno dicendo una bugia per voi, dicendo che siete troppo giovani per ministrare, dicendo che siete troppo piccoli, ma lo Spirito Santo ha scelto 12 discepoli più giovani di voi e loro hanno cambiato la storia dell'umanità. E Dio ti chiama in questo tempo per cambiare la storia dell'umanità. Dove sono i Pietri di questo tempo, i Giovanni di questo tempo, i Matteo di questo tempo? Dove sono? Dove sono? Dove sono in questo tempo? Dove sono? Lo Spirito Santo vuole giovani, bambini, adolescenti pieni dello Spirito Santo, pieni del fuoco dello Spirito Santo. C'è un fuoco dentro di voi, c'è un fuoco dentro di voi, c'è qualcosa dentro di voi che il nemico vuole spegnere, perché sa che c'è forza dentro di voi, sa che la vostra forza potete arrivare lontano, più lontano di quello che io arriverò, più lontano di che il pastore arriverà, più lontano di qualunque altro che ha la mia età arriverà. Voi arriverete più lontano di noi, voi arriverete più lontano di noi, voi arriverete dove noi non possiamo arrivare. Noi profetizziamo sulla vostra vita, noi profetizziamo sulla vostra vita che le bugie di Satana non ti fermeranno, perché Dio ti ha chiamato per un tempo specifico, e è questo il tempo che Dio ti ha chiamato, è questo il tempo.
Se tu vuoi vivere un momento profetico nella tua vita, comincia a ministrare sulla tua vita, sulla tua casa, sulla tua famiglia, che Dio può fare. Dio può fare. Dio può trasformare i cuori di pietra in cuori di carne che brucia e che brucia per lo Spirito Santo. C'è un'altra sorella che ha ministrato in questi giorni e non potete capire chi è, perché se tu parli con lei parla pochissimo. E lei ha ministrato qualcosa di straordinario per 10-15 minuti e non ho chiesto io, ha chiesto lei da sola. Alla mattina, alle 7 di mattina, e ha detto: pastore, eu posso parlare? E ha ministrato in Daniele capitolo 3. Il versetto 17 e 18 dice così: quelle 3 ragazze nella fornace. Questa sorella è la sorella Ingrid. Quanto tempo hai di credente, sorella Ingrid? 7 mesi. Si è appena battezzata. Ha ministrato una parola potentissima, potentissima, potentissima ai nostri cuori. Alle 7 di mattina la preghiera, lei era lì a pregare insieme a noi e ha ministrato per 15 minuti la parola di Daniele capitolo 3 versetto 17 e 18. Ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco delle fornaci ardenti e la tua mano, o re. Questo parla di 3 ragazzi che non volevano e non hanno accettato di piegarsi. Ma la più grande cosa che noi vediamo in questo è che loro non avevano la certezza che Dio li avrebbe liberato. Ma anche se Dio non ci libererà, ma anche se Dio non lo farà, ma anche se Dio non agirà, ma che fede è questa? Ma che fede è questa? Ma che fede è questa? Perché quando Dio non ci dà, dopo 3 mesi che noi stiamo facendo qualcosa di buono, noi cominciamo: Signore, io sto facendo tutto giusto. Dopo 3 mesi e tu non mi dai. E noi cominciamo a girare le spalle a Dio e dici: Dio, tu io ti sto servendo, come mai? Seminatura, tu hai seminato e stai raccogliendo. In questo momento tu stai seminando per quello che raccoglierai più avanti. Ma questi giovani qua avevano fatto tutto giusto, avevano seguito i consigli di Daniele e non si erano piegati. Detto così: non importa se moriremo, ma non ci piegheremo. Non importa se moriremo, ma non ci piegheremo. Chi ha il coraggio oggi di dire questo? Che fede, che fede. Finché non ci torturano, finché non ci portano nella fornace, finché non ci bruciano, finché non ci buttano dentro la cova del leone, va tutto bene. Ma quando Dio ci mette allo estremo, quando Dio ci mette allo estremo, Dio ci dice: chi non si piegherà? Questi giovani, sai cosa hanno profetizzato su tutta quella nazione? Coraggio, coraggio, fiducia e fede nel Dio che loro servivano. Coraggio, fede e fiducia nel Dio che lui serve. Se Dio non lo fa, Lui continua ad essere Dio. Se Dio non ci libererà, Dio continua ad essere Dio. Ma io voglio profetizzare in questa sera che tu passerai per il fuoco e il fuoco non ti toccherà, perché tu credi in Dio. Io voglio profetizzare che tu passerai e questa tempesta e questo fuoco e quello che tu stai passando non ti toccherà, perché tu hai avuto fiducia e non ti sei piegato. Perché tu non ti sei piegato alla volontà di coloro che volevano che tu ti inginocassi alla volontà del nemico. E è questo
questo che il nemico vuole in questo tempo, che noi ci inginocchiamo alla sua volontà, ma noi non ci piegheremo e Dio ci libererà dalla fornace di fuoco ardente, Dio ci libererà del fuoco, Dio ci libererà dalla tempesta, perché il nostro Dio è un Dio dell'impossibile, è Dio che può fare, è Dio che può agire in nostro favore. Alleluia. Cominci a profetizzare in questo momento. Forse tu sei già nel mezzo al fuoco, forse tu sei già in mezzo al fuoco, forse tu sei già lì, forse tu stai già passando a una cosa che tu non avrebbe mai pensato di passare, ma tu non ti sei piegato e Dio ti sta guardando questa sera. Dio dice: io vedo. E tu non sei da solo, ci sono due in mezzo al fuoco. Non ti sei da solo lì, ci sono due in mezzo al fuoco. Non ti sei da solo lì, ci sono io con te. Non ti sei da solo in mezzo al fuoco. Tu puoi cominciare a profetizzare in questo momento. Comincia a profetizzare sulla tua situazione. Comincia a profetizzare su quello che tu stai vivendo in questo momento. Comincia a dichiarare, comincia a parlare con Dio. Dio, io so che tu sei potente per farlo, per togliermi di questa fornace che io sono già dentro. Ma io non sono da sola, Dio. Io non sono da sola in questo tempo. Quando noi cominciamo a capire, quando noi cominciamo a capire la potenza che Dio ha messo nelle nostre mani di profetizzare, nazione santa, sacerdozio reale, quando noi cominciamo a capire chi siamo noi non dormiamo in mezzo al tempo, noi non lasciamo passare. Sa, lunedì la sorella Goia ha portato 2 visitanti alla nostra preghiera. E quello che mi commuove tantissimo è che a sorella Goia ha 1 anno e mezzo di credente, è una persona straordinaria. Dove è la sorella Goia? Una persona straordinaria, non ha paura, non ha vergogna dell'Evangelo di Cristo. Lei nel suo lavoro prende qualsiasi persona che sta passando e viene qua a pregare con me. E non solo ascoltare, ma lei comincia a pregare e a mettere le mani sulla persona così dentro. E questo è straordinario. Questo è sapere che tu sei in questo tempo. È sapere che tu non puoi perdere il tuo tempo. È sapere che tu non sei chiamato per dizer: io sono nel mio lavoro, devo stare zitto, non posso fare che nessuno ascolti che sto pregando. No, lei prende le persone, vieni qua, vuoi pregare anche tu? Comincia. Ha fatto una sorella pregare là, non sappiamo neanche se è credente, ma ha pregato. Straordinario. Ieri la sorella Vanessa stava ministrando sulla paura. E lei, c'è una persona qua in questo mio lavoro che ha tanta paura. Ci credi? E lei è uscita, è andato, ha preso un ragazzo e ha portato alla preghiera. Questo è sapere il potere che Dio ha messo nelle tue mani. Questo è sapere che tramite la tua vita tu puoi benedire gli altri. E lei ha cominciato la Vanessa pregava in portoghese e lei ha detto: lui non ha capito niente, io voglio fare questa preghiera per lui in questo momento. E lui era lì e lei ha messo la sua mano su di lui e ha ministrato ogni sorta di paura, cade per terra nel nome di Gesù, e ha cominciato a dichiarare sulla sua vita. Spirito Santo, dacci coraggio della sorella Goia. Non dobbiamo neanche entrare qua, che forse non ci sentiamo degni di essere somiglianti agli apostoli, ai profeti, a tutti quelli che c'è scritto nella Bibbia. Ma Dio sta alzando in questo tempo. Dio sta alzando in questo tempo. Dio sta alzando persone che non hanno vergogna del suo Vangelo, che stanno profetizzando dove sono. Stanno profetizzando dove sono. E lo Spirito Santo vuole che tu capisca chi tu sei.
Lo Spirito Santo vuole che tu sappia che tu sei. È un tempo profetico nella questa chiesa. È un tempo che sta cambiando l'ambiente di questa chiesa. È un tempo che noi sentiamo la voce della chiesa che sta adorando Dio. È un tempo che noi profetizziamo, noi diciamo e le cose stanno succedendo. E allora cos'è che stai profetizzando? Figlio dell'uomo, può Dio fare rivivere queste ossa? Può Dio cambiare questa chiesa? Può Dio trasformare quello che tu vuoi? Può Dio fare del tuo figlio un fuoco nelle mani del Signore? Può Dio fare? Sì, lo può fare. Allora comincia a profetizzare. 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 È un tempo di profetizzare. È un tempo di dichiarare. E tu puoi dire: noi doni di profezia, non sto parlando di questo. Eu estou parlando della potenza che Dio ha messo nella tua bocca. E che tu devi credere che Dio ti ha scelto. Perché dal momento che noi crediamo che Dio ti ha scelto, noi non ci riusciamo a restare fermi. Noi non riusciamo a rimanere con le nostre braccia incrociate. Noi cominciamo ad agire. Noi cominciamo a fare, noi cominciamo a profetizzare nella vita dei nostri mariti, nella vita del nostro figlio, finché non abbiamo visto una trasformazione. Ma io ho profetizzato tanto, profetizza ancora. Finché tu non vedrai Dio agire, profetizza ancora. Finché tu non vedrai che Dio hai fatto, continua a profetizzare, perché è meglio che tu profetizzi benedizioni do che i dolori ti riempie il cuore, do che la lamentazione ti riempie il cuore e tu ti trasformi in una persona amare e tu non porti guarigioni per la tua casa. È meglio che tu profetizzi. Eu voglio invitarti ad alzare in questo momento. Eu voglio che tu alzi in questo momento. Il gruppo di lode puoi venire. Alleluia. Io volevo che io dirò una parola e tu comincerai a profetizzare su questa parola. Tu comincerai a pensare una persona che ha bisogno che Dio in questo momento faccia nella sua vita. Tu comincerai a pensare, perché io so che tu conosci, perché Dio ti porta in luoghi, perché se nós siamo scelti dal Signore, Dio ti porta in luoghi specifici, perché là dobbiamo fare qualcosa di specifico in quel momento. Eu voglio che tu alzi la tua mano, eu voglio che tu alzi la tua voce e cominci a profetizzare guarigione in questo momento. Tu conosci qualcuno? Tu conosci qualcuno che ha bisogno di guarigione in questo momento? Tu conosci qualcuno che ha bisogno di guarigione in questo momento? Tu sai di qualcuno che ha bisogno di guarigione in questo luogo? Vai vicino a lui, abbraccia e comincia a profetizzare guarigione. Tu sai di qualcuno? Comincia a profetizzare in questo momento. Comincia a alzare la tua voce. Alza la tua voce. Padre, nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù. Padre, la tua chiesa sta chiedendo per guarigione in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, la tua chiesa sta chiedendo per guarigione in questo momento. Padre, qualsiasi sia la persona in questo momento che ha bisogno della guarigione, Padre. Ah, Padre, vai in quel luogo lì. Padre, qualsiasi sia la persona che in questo momento ha bisogno di essere guarita, Signore, che sta uscendo dalla bocca dei tuoi figli, Signore, perché loro sono profeti in questo tempo, Signore, e loro stanno profetizzando, Padre. Quali sono le persone che testemunheranno la guarigione, Padre? Perché tramite la loro bocca loro hanno pregato, Signore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi profetizziamo in questo momento guarigione. Guarigione, 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 guarigione. Noi profetizziamo 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 nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Comincia a muovere dentro la chiesa e a fare di questo ambiente un ambiente profetico. Comincia a uscire dal tuo posto. Comincia a chiedere a Dio: dammi coraggio, Signore. Dammi l'audacia, Signore. Dammi coraggio,
coragem, Signore, dammi il coraggio per spostarmi dal mio posto, fare un passo, Signore, alla destra, alla sinistra, Signore, e ministrare. Padre, dammi il coraggio, Signore. Guarigioni, Padre. Guarigioni, Signore, guarigioni per la tua Chiesa, guarigioni, Signore, guarigioni, Signore, guarigioni, Padre, guarigioni, Signore, guarigioni, 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 Signore. Adesso tu pregherai per salvezza. Noi dichiariamo salvezza, Signore. Pensa a qualcuno che tu vuoi che venga qua con te in questa chiesa, che sia salvato, che sia al tuo fianco, e comincia a profetizzare. Ah, è impossibile? No, non è impossibile. Profetizza su questa valle di ossa secche, profetizza su queste valli di ossa secche. Signore, salvezza, Signore. Noi dichiariamo salvezza, noi dichiariamo salvezza, Signore. Noi dichiariamo salvezza, noi dichiariamo salvezza, Signore. Noi dichiariamo salvezza, Signore, salvezza, salvezza, Signore. Noi profetizziamo, noi profetizziamo, noi profetizziamo, noi profetizziamo salvezza, Signore. Noi profetizziamo salvezza, Padre. Noi profetizziamo perché noi crediamo che tu puoi trasformare quelle valli di ossa secca in vita. Tu puoi trasformare quei cuori di pietra in carne che brucerà per te. Noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo salvezza, noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo, Padre, salvezza, Padre, salvezza, Signore. Ah, Spirito Santo, che questo ambiente, Signore, possa essere riempito, Signore, dell'ambiente profetico che noi stiamo dichiarando, Signore. Ah, Spirito Santo, che non sia il dolore a fermarci, che non sia la paura a fermarci, che non sia, Signore, un tempo di credenti che noi abbiamo a fermarci, ma che noi possiamo credere, Signore, che così come il Signore ha parlato, Signore, tu lo farai, che così come il Signore ha detto, tu lo farai. Padre, nel nome di Gesù, adesso noi chiediamo, Signore, riempici, 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 riempici, Signore, riempici, Signore, riempici, Signore, riempi la tua Chiesa, Signore, riempi la tua Chiesa, Signore, riempi, Signore, con la potenza del tuo Spirito Santo, così come in quei giorni. Così come nei giorni di Pentecoste, Signore, tu hai fatto, Signore. Noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo, Padre, noi dichiariamo, Signore, così come nei giorni di Pentecoste, Signore, noi vogliamo profetizzare una chiesa piena del tuo Spirito Santo, una chiesa piena di potere, una chiesa piena della tua unzione, una chiesa, Signore, che non si ferma agli ostacoli, che non si ferma alle ossa secche, ma che comincia a profetizzare, Padre, ma che quando vedi, Signore, qualcosa, Signore, comincia a profetizzare, Padre, nel nome di Gesù, 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 alleluia, nel nome di Gesù, Santo Spirito di Deus, nel nome di Gesù. Lottiamo con armi di Niente ci resisterà finché lo adoriamo. E tutte le difficoltà il nostro Dio le vincerà, noi lo adoriamo. Vittorioso è nella tempesta sei. Suo nome è Suo nome è infallibile. I regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Suo nome è immutabile. L'inferno non trionferà. e nulla. E nulla
Dio potente, grandioso è che venga al cielo. Noi dichiariamo, grandioso Lui è, come un tuono impetuoso, Dio potente, Lui è grandioso, il nostro Dio è grandioso, che venga al cielo, noi dichiariamo, Dio potente è, grandioso è, come un tuono impetuoso, Dio potente, Lui è grandioso, il nostro Dio è grandioso, che venga al cielo, dichiara, Dio potente è, grandioso, vittorioso è, nella tempesta. Tu sei Dio. I regni cambiano, Ma Dio non cambia. Ma Dio non cambia mai. No, suo nome, tutti insieme come un tuono impetuoso, Dio potente è, grandioso è, che venga al cielo, noi dichiariamo, Dio potente è, grandioso è, come un tuono impetuoso, il nostro Dio è grandioso, un Dio potente, che venga al cielo, noi dichiariamo, Dio potente è, come un tuono impetuoso, grandioso, chi venga al cielo, noi dichiariamo, grandioso un fuoco che non smette di bruciare, 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 un fuoco che non smette di bruciare. Oh, la barabarash. Oh, Spirito Santo. Alleluia. Santo, santo, santo. Alleluia. Dov'è il pastore?
questo? Che muovere di Dio è questo? Oggi pomeriggio mi ha scritto una persona dicendo: sto cercando una chiesa che vive il sovrannaturale. E questa sera noi stiamo vivendo il sovrannaturale di Dio in mezzo a noi. E io sono più che sicuro, per fede, che tutto ciò che tu hai profetizzato questa sera, Dio già lo sta compiendo. Ogni guarigione che hai profetizzato questa sera, Dio lì sta già mettendo la mano. In ogni salvezza che tu hai già profetizzato questa sera, forse nella tua famiglia, forse nei tuoi amici, Dio sta già muovendo i cuori delle persone affinché un giorno tu li possa vedere qua al tuo fianco. Dio sta già muovendo un fuoco dentro di te che brucia di sovrannaturale, che brucia affinché tu possa essere battezzato con Spirito Santo e con fuoco, e con fuoco. Dai un abbraccio alla persona vicina a te, fagli sentire come fosse un abbraccio di Dio che sta dicendo: io sto compiendo le profezie nella tua vita, io sto compiendo le mie promesse nella tua vita, io sto compiendo quello che ho nella tua storia. Ricevi questo abbraccio sovrannaturale in questo momento di un Dio che ha tanto da fare ancora in te, che ha tanto da fare ancora per te, che ha tanto da fare ancora nella tua casa, che ha tanto da fare ancora nella tua famiglia. Amen. C'è un popolo qua che brucia per Dio. Amen. C'è un popolo qua che brucia per Dio. C'è un popolo qua che brucia per il sovrannaturale di Dio. C'è un popolo qua che brucia per avere di più di questo spirito. C'è un popolo qua che brucia per essere capacitato per conquistare questo mondo attraverso il potere dello Spirito Santo che vive dentro di noi. Puoi alzare la tua mano e glorificare Dio. Amen. Alleluia. Spirito
aspettiamo qui. Non vediamo l'ora che arrivi questo grande giorno tanto aspettato da noi. Non vedo l'ora di vedere il Messia che scende dalle nuvole. Con tutta la potenza, con tutta la gloria, questa lode la dedichiamo a te, Signore. Tu sei degno di tutta la lode. Tu sei, vieni e scendi nei nostri, battezzaci con fuoco e gloria. Tua Shekinah, vieni e scendi, entra nei nostri cuori, Signore. Noi ti aspettiamo oggi qui. Noi ti aspettiamo oggi qui. Riempi i nostri cuori, più di te noi vogliamo di più. Vieni e scendi e riempi i nostri cuori. Noi ti vogliamo qui con noi ti vogliamo più di qualsiasi altra cosa che ci sia in questo mondo. La tua gloria, la tua grazia è ciò che ci riempie, è ciò che riempie la nostra anima.
mie vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me. Maranatha. Le mie vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me. Maranatha, Maranatha. Guglielmo, vuoi dichiarare davanti alla Chiesa che tu stai consegnando oggi la tua vita a Gesù, perché Lui ti ha scelto. Non siamo stati noi né nessun altro, ma Lui ti ha scelto. Possiamo... Adesso sono triste perché dobbiamo finire questo culto. Questa è una chiesa che vive il sovrannaturale. Abbiamo appena vissuto la cosa più sovrannaturale che possa esistere. Una persona che consegna la sua vita a Gesù. Una famiglia unita sotto la croce di Cristo. Giulia e Guglielmo, che cosa gloriosa. Amen. Amen. Prima di passare alla parte conclusiva, vogliamo fare in questo momento un momento di decime, un momento di offerte. Tu che hai portato la tua offerta alla casa del Signore, hai portato la tua offerta alla casa del Signore, finché la lode suonerà una musica, hai la libertà in questo momento di portare la tua offerta, la tua decima, la tua primizia. Facciamo una preghiera per tutto ciò che Dio ha messo oggi nel nostro cuore, di portare con gioia alla sua casa. Padre, nel nome di Gesù io ti prego per ogni decima, per ogni offerta, Signore, per ogni primizia, per tutto quello, Signore, che tu hai messo nel nostro cuore oggi di portare a te. Vogliamo dare a te la nostra riconoscenza, perché tu sei colui che ci dà tutto ciò che abbiamo e che ci rende ciò che siamo. Ti ringraziamo ancora una volta, Signore, per quello che ci hai fatto vivere questa serata. Benedici le nostre decime, le nostre offerte ed ogni famiglia qua presente, nel nome di Gesù. Amen. Dalle mura, però so che presto cadranno. Se tu senti un rumore, è il suono della mia liberazione. È il suono della mia liberazione. Stanno cadendo le Dio la vittoria ci dà.
sono meravigliato dell'opera che Dio ha fatto in me. Con le mie mani alzate, testimoni Della mia liberazione. Alziamoci in piedi che vuole insegnarti questo. testimoni Questo della mia ritornello. liberazione. Questa è una musica molto felice. Stanno cadendo le mura, È semplicissimo. Dio la vittoria ci dà. Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo. Stanno cadendo le mura. Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Si sente il suono dei figli di Dio. Posso ascoltare il suono Dei figli di Dio. Posso ascoltare il suono. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi. Alleluia. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi. Alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi. Stanno Cadendo le mura. Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura. Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Solo la chiesa. Stanno cadendo le mura. Dio la vittoria ci dà. Più forte. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura. Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. stanno cadendo, stanno cadendo, stanno cadendo. Amen, gloria a Dio, gloria a Dio. Stiamo per terminare ancora pochissime cose. Prima di tutto diamo alcuni avvisi di questi prossimi giorni che stanno arrivando. Fusion Camp, sono finite le iscrizioni, però vi ricordo che si può pagare perché ancora non avesse dato la quota fino al giorno 15 di questo mese. Oltre a questo, i leader di Giovani Teens mi dicono che
se qualcuno non si è ancora iscritto, magari anche per motivi economici, che non riesce a pagare la quota, ma vuole ancora iscriversi in estremissimo, andate a parlare direttamente con loro, con Gilson e Vanessa. Nessuno non va perché non c'ha i soldi per andare. Tutti quanti vanno, quindi se volete ancora iscrivervi in extremis, anche se sono finite le iscrizioni, andate da Gilson, da Vanessa, parlate con loro e tutto quanto sarà risolto. Prossimo avviso. 20 giugno, chiesa aperta. Come ogni anno facciamo, il 20 giugno è una giornata in cui noi, io e l'Andrea in particolare, ricordiamo il giorno in cui siamo stati consacrati a pastori. Quest'anno saranno 4 anni e come ogni anno facciamo una giornata di digiuno in cui saremo qua in chiesa tutto il giorno, tenendo la chiesa aperta per chiunque voglia venire qua a passare un momento insieme, in preghiera, in conversazione, lodando Dio. Siamo qua tutto il giorno, quindi venite qua, ci farà piacere ricevere la vostra visita. Prossimo avviso. Il giorno 23 ci sarà il nostro Adorarti dei kids e preteen su Ubbidienza. Tutte le mamme, dove sono tutte le mamme della chiesa di bambini piccoli e medio piccoli, portate i vostri figli a questo incontro e invitate anche i figli dei vostri amici. Prendete i figli dei vostri amici nella vostra macchina, fateli venire. Sarà una giornata, comincerà alle 13:30, domenica 23 giugno, sarà una giornata pensata proprio per i bambini, quindi portateli qua, ci saranno momenti di preghiera, di adorazione, di lode e ovviamente di gioco per tutti quanti loro. Dovremmo aver finito gli avvisi? No? E invece no. 26 giugno, cosa c'è il 26 giugno, Vida? Be Brave! Delle donne, notte di preghiera! Allora, questo mese non dovevamo fare la Be Brave, anche la Gabi mi guarda, ma come? Però Dio mi ha chiesto più preghiera, più potenza. Questo Be Brave sarà solo di preghiera, noi saremo qua in un ambiente di preghiera tutta la serata, quindi se volete pregare, se volete venire unirci a noi, sarete molto benvenuti. Ok, abbiamo finito. Tutti i giorni la mattina c'è la preghiera delle donne alle ore 7 su Zoom. Se non sapete come fare entrare, parlate con l'Andrea. Alle 7 tutte le mattine, ancora per un periodo, le donne si stanno riunendo in preghiera su Zoom. Bene, stiamo quasi ancora per terminare, ma ancora non abbiamo terminato. Prima di tutto, c'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana tra di voi che dobbiamo festeggiare? C'è Anthony. Intanto allora Anthony, vieni su. Vogliamo anche dare onore ai nostri visitanti di questa sera. Sono con noi Wilson e Albertina, parenti di Jefferson e Renata, là dietro, e anche Rafael, per la prima volta qua Rafael, là dietro. Cosa possiamo dire a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Qualcuno che possa andare a dare un abbraccio a queste persone, qualcuno lì vicino, andate a dargli un abbraccio, una stretta di mano. Quello che desideriamo per voi è che possiate uscire di qua con questo stesso spirito che ci ha accompagnato in questo culto. Vogliamo dare anche, prima di fare gli auguri a Anthony, i certificati dei battesimi che ancora non abbiamo dato, quindi invito qua su le nostre sorelle Giulia, Brenda e Ingrid. Facciamo un bel gloria a Dio che si sono battezzate queste 3 persone. Adesso stiamo veramente quasi per terminare. Facciamo gli auguri a Anthony però, no? Se no? Dopo facciamo la preghiera. Facciamo la preghiera per Anthony, sì, certo. Ci alziamo in piedi.
Alziamo le nostre mani per profetizzare, come è stato predicato questa sera, sulla vita di Anthony, un anno pieno di gioia, di allegria e di presenza di Dio nella sua vita. Amen. Padre, nel nome di Gesù noi vogliamo dichiarare, Signore, questa sera e ti chiediamo che possa essere un anno pieno di salute, Signore, di gioia, di allegria, del meglio che tu hai per la vita di Anthony, Signore, che tu possa farlo crescere in quest'anno sotto la tua presenza e la tua protezione. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. La stessa benedizione che abbiamo dato sulla vita di Anthony possa essere sulla vita di tutti quanti noi in questa settimana, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione che possiamo avere con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Bravissimo.